Siamo in compagnia di Ramon Pardo, tecnico della BDL Minimotor Correggio, sconfitta 5-4 contro il Seregno, prima sconfitta nel campionato di Serie A2, una sconfitta che brucia particolarmente dopo un buonissimo inizio di gara, un risultato di 4-1 in favore della BDL Minimotor Correggio, poi un controparziale di 4-0 che ha deciso l'incontro. Che cosa è successo nella prima fase dove si è visto una buona BDL Minimotor Correggio e cosa è successo nella seconda? Prima è stata una partita, una sconfitta brutta perché andando quando si vince 4-1 si è fatto un primo tempo abbastanza bene, si è giocato bene, si è fatto una giocata bella, si è dominato con più clarità e dominato tutta la prima parte. E dopo alla seconda parte si è entrato troppo male, non si è entrato bene il partito e dopo la situazione che sappiamo che il Seregno la sua proposta di gioco non è un gioco molto offensivo, ma si è sbagliato tanti noi, situazioni tanti sbagliata a porteria e dopo il problema più grande per me è stato la concessione di tanti transizioni offensive e soprattutto per tiro fermato, che questo è un problema più grande quando si ferma un tiro e di nuovo si va firmando e non si reaziona a questa situazione. Il Seregno ha troppe situazioni di transizione e questo ha fatto la situazione della seconda parte vincendo 4-1 e dopo questo parziale che dice te di 0-4 è un problema grande e questo è la 2. Sappiamo che l'ho detto al giocatore non siamo immortali e questa è la realtà e se non si gioca bene tutta la squadra ti puoi vincere e questa è la realtà. Ora fa troppo male questa sconfitta perché non la speravamo, sappiamo che siamo migliori che il Seregno, ma la realtà è che il Seregno non si ha vinto e non si è fatto bene. E soprattutto credo che dobbiamo giocare molto bene qui in casa perché in trasferta si gioca abbastanza bene. La settimana scorsa con Requaro si è fatto una partita bellissima e qui non si è fatto e questo si deve migliorare. Qui in casa dobbiamo essere troppo forti si è perso 2 partite in Coppa contro Strissino qui in casa e dopo ora contro Segna qui in casa. Non si è perso fuori e questo è un problema, ma settimana prossima lo sport è così, la settimana prossima una nuova opportunità di vincere e un'opportunità di farlo meglio. Sì, in entrambi i casi il punteggio è stato poi di 5-4 nelle 2 sconfitte e dicevamo anche questo aspetto, parlavamo anche dei falli, perché Correggio in 2 occasioni ha superato il bonus, quello del 10° e del 15° fallo, quindi Correggio, il Seregno ha avuto la possibilità con un tiro diretto di arrivare a un gol, invece Correggio ha avuto ben 3 tiri di rigore, tutti e 3 li ha falliti, quindi anche questo aspetto ha sicuramente inciso. Sì, questo hockey di oggi si deve fare quando fai un tiro libero o un rigore, si deve fare gol, perché questa è un'opportunità più grande di decidere la partita e oggi si è fatto credo 3 falli del rigore e questo è un problema anche. Seregno ha fatto un gol del rigore e credo che dopo ha fatto una parata. Se ricordo male diciamo che non è riuscito a tirare. Esatto, Lazzari non è riuscito a tirare, questo marca la differenza. Se fai il 3 rigore la partita è finita e credo che Reggio ha fatto una bella partita perché veramente già la partita di tornata della Coppa ha fatto una bellissima partita a Reggio e di nuovo ha fatto una bellissima partita e ha parato tantissimo e noi sicuramente non abbiamo cercato lo che dobbiamo cercare per vincere la porteria di Reggio. Ultima domanda, martedì ripresa degli allenamenti, cosa dirai ai suoi giocatori? No, martedì no, domani. Allora con un giorno d'anticipo, cosa dirai ai suoi giocatori? No, io credo che l'ho detto già al giocatore nel spogliatoio ora.
questo non può passare, questo è evidente che questa situazione non può essere, perché vincere 4-1 e con una squadra migliore, che siamo migliori noi, è una squadra che veramente sto contento, perché nell'allenamento lavora tantissimo e questo non puoi decidere niente, perché i giocatori sono bravi e lavorano tantissimo, ma oggi sicuramente la testa non è stato bene, perché è una cosa di testa, perché la prima parte si è fatto bene, la seconda no, è una cosa di testa, perché sappiamo giocare troppo bene, sappiamo giocare di forma intelligente e questa è la realtà. Dopo domani a lavorare di nuovo, se la va a lavorare forte, e questo è un tocco di attenzione, non so se si chiama sia qui in Italia, ma è un tocco di attenzione per Diciamo un momento dove bisogna soffermarsi e non bisogna dimenticarlo. Totalmente, e dopo non passa niente, è una sconfitta e lo sport è così, e si deve lavorare più e stare forte mentalmente. Per la settimana scorsa di nuovo, settimana prossima scusa, di nuovo qui in casa contro il Valdagno, dobbiamo vincere e farlo meglio. Grazie a Ramon Pardo e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi.